You must look up to see the light. Gone with take all I know, turn it into dark and the shadows. They'll disappear in the sun when a new story has begun. She survived the night and began a whole new life here. But I can see behind those eyes, she still sees those fires in the night, twisting and turning. Oh, the winds are burning, leaving me without a name. How will we ever find our way? Oh, baby, don't ask me why. The sun is rising every day in the sky. Hey, how you, honey? Had no time to listen the questions. Yeah, you ask. You got a hand really good mate. From that you really need a vision to me. I wanna give you below my sexy girl. I have to love with the body you've got. Yeah, now you my sexy girl. Don't let me down, please don't chill. When I say you passion by, I have the flesh right here to my neck. I told you, baby, you got me rough. Girl, I was seen in the head of my dreams. I dream, say, how to see someone sour. I strongly want you now and more. And right on, got to know you, my sexy girl. You are on my hand, the queen of my heart. Yeah, you are my sexy girl. I can be wrong, let me sing your song. I let be wrong, let me sing your song. Come on, baby.
Oh, how sexy girl. Yeah, I certainly want to do you ever more. I gotta say, how you, my sexy girl. You gonna be the queen of my heart. Yeah, you, my sexy girl. You gonna be the queen of my heart. I can't be wrong, let me sing you the song. I can't be wrong, let me sing you the song. I can't be wrong, let me sing you the song. You are my sexy girl. Eccoci qua. You are my sexy girl. Assolutamente sexy girl. Bene, insomma, buonasera a tutti. Come avete visto, insomma, sono riprese anche questa sera le dirette di Radio Padania Libera. Siamo un nuovo appuntamento di Sulla Strada della Libertà. Ovviamente un caro saluto da Roberto Maggi, Erminio Fumarelli qua sempre presente. Ciao Padan. Il granitico Giuliano Citerio. Sempre in battaglia, buona Padania a tutti. Sempre in battaglia. Secondo me stasera è veramente in forma il nostro Giuliano Citerio. Ci siamo visti. Come sempre. Come sempre, devo dire, sì, è soprattutto attento e molto attento ai temi politici. Bene, saluto questa sera Giulio Cesare Carnelli alla guida di Radio Padania Libera. Come avete ascoltato, abbiamo aperto la diretta con il nostro, insomma, ospite fisso, perché ormai è Sulla Strada della Libertà. Comunque condivideremo anche dei momenti di musica. Luca Carelli, che questa settimana è disco della settimana. Ciao qua Padani, ciao su Radio Padania Libera. Ciao Luca, insomma, My Sexy Girl, questo bellissimo pezzo che mi pare sia un inedito a questo punto. È un inedito e devo dire che l'ho fatto con una grande emozione, anche se vuoi vedere, perché è la prima volta che lo suono al pubblico e fa parte del mio nuovo disco che sto per fare, quindi comunque ho... Insomma, Radio Padania a Radio Padania per la prima hai volta. Regalato per la prima si volta ricordino di questa cosa qua. La prima volta che Bene. che è passata qua. Ok? Benissimo, insomma, perciò Grazie. questa sera musica e politica e libertà, insomma, questo bell'abbinamento, devo dire, che non fa sicuramente male, anche perché, insomma, come sempre le linee le apriamo, tema libero, ma sicuramente sono un po' i temi bene o male discussi in tutta la giornata. Allo 0266203529, gli sms come sempre al 346 642 7756. Abbiamo ovviamente il collegamento sul Longout, andate su YouTube, cliccate, scrivete Radio Padania Libera e vi catapulterete direttamente qua in streaming con noi, vedendo l'ospite, che questa sera è l'unico ospite qua in studio direttamente, appunto, Non ancora parlato, nella nostra storia, che è silenzioso questa sera, ma sentiamo la voce, sì. Ciao a tutti. Davide Ciao, Boni, benvenuto. Buona Padania a tutti. Grazie. Ciao. Davide, ovviamente, come sempre. È un po', ultimamente... perché ballo è un pucciapà il bagaglio. Sono un po' in giro da parte. C'è anche il commissario nel Mantovano. Sì, infatti. Ammazzare di qui, ammazzare che aria tira da quelle parti? Ma, insomma, stiamo ricostruendo il movimento, quello sì. Abbiamo liquidato qualcuno, ma sai, ci può sempre col tempo. Però stanno rientrando tanti giovani e stanno rientrando alcuni 25 anni di tessera nel movimento. 25 anni da una parte e 25 anni dalla tessera. Le famose mumme verdi. Sì, però devo dire che sono animati da grande spirito. Nuovi stimoli. Sì, devo dire che al di là di tutto... Un momento bello della Lega, devo dire la verità. Sappiamo anche che, insomma, perché poi c'è un'altra questa sera, diciamo, possiamo anche trasformare Sulla Strada della Libertà, prendiamo l'ultima parola, la libertà, parliamo di Radio Padania Libera, perciò libera e libertà, perché come sapete è stato rubato un ripetitore bresciano, un ripetitore veramente molto importante che copriva veramente un'ampia zona di quelle bellissime terre. Poi ci sono anche delle problematiche in giro di ricezioni, insomma, come avete capito spesso ne abbiamo discusso anche qua, affrontando argomenti di quanto a questo punto questo pensiero unico, questo modo anche di vendervi le notizie, sicuramente chi non è funzionale al sistema, l'unica Radio Padania Libera, soprattutto in un momento delicato, perché siamo ormai a pochissimi giorni da un importante passaggio elettorale, quello regionale, ma non solo, perché sicuramente è un passaggio che va in parallelo anche un po' con l'humus del popolo, perché Matteo sta riscuotendo veramente da nord a sud un grandissimo successo, sta passando
quello che è la nostra visione poi della vita, della società, come sempre, della libertà, poi alla fine è quella. Perciò sappiate, io penso che, non voglio essere un po' l'uccello del malaugurio, caro Erminio, però andremo sicuramente verso un periodo dove la radio sarà sempre più a rischio, ma al di là del ripetitore la radio è comunque a rischio. Diamo il numero del conto corrente, come sempre, conto corrente postale è 37 67 12 94, ripeto, 37 67 1294, vedremo anche di ripeterlo più volte questa sera, ma abbiamo appunto aperto le linee allo 0266203529, abbiamo subito 2 telefonate. Buonasera e benvenuto. Buonasera Roberto, ciao. Ciao bella. Io ieri sera ho visto la grande Juve, per modo di dire, perché non ci vedo. Però sono andata da vicino, così ho visto un po' di telegiornali e siccome le riconosco, ho visto le orecchione giganti del nostro premio italiano. Va bene, grazie Raffa, però insomma di calcio di diciamo che anche gli interisti milanisti hanno visto una grande Juve. Sì. Però come sapete adesso bisogna buttare il sale sulla ferita. Non lo so, sapete che qua ci sono poche regole sulla strada della libertà. Una rispostina alla Raffaella, dai. Una regola, non si parla di calcio. Però visto che la domanda l'ha fatta la Raffa, è giusto rispondere, perché la Raffa sempre, diciamo, ha sempre ragione. Ha sempre ragione. Buonasera e benvenuto. Sei in diretta? Sei in diretta, ciao. Salve, buonasera, sono Antonio da Galatina, provincia di Lecce Salento. Ben ascoltati ragazzi, ben ascoltati voi. Allora, sono stato all'Hotel Tiziano e verso le 4 sono arrivato prima e già c'erano i centri sociali dalle parti dell'Hotel Tiziano con i caschi in mano e la celere. Siamo entrati, insomma, ci hanno fatto uscire dalla parte di dietro la polizia, insomma, se qualcuno mi ha apostrofato in un certo modo va dentro. Poi la seconda cosa, il centrodestra lo sto vedendo molto spaccato, caro Maggi, è molto spaccato. Sì. Terza cosa, bisogna far capire a questo popolo, perché purtroppo il popolo italiano è testone duro come il cemento, anzi fosse l'asino, capisce, che è quello che ci sta succedendo, stiamo scomparendo, calo delle nascite, colonizzazione demografica, cioè questo devono capire, tutto qua, salve. Grazie. Beh, come Antonio. sempre Antonio di Galatina fa degli interventi insomma veramente mirati ed intelligenti ed è vero, non aggiungo altro rispetto a quello che ha detto, ne abbiamo discusso spesso, diciamo, in questa diretta come in altre dirette, però insomma partiamo un po' da Davide Boni, centrodestra distrutto, insomma sappiamo un po' anche le dichiarazioni soprattutto delle ultime ore di Silvio Berlusconi, questa idea. Il Partito Repubblicano parla all'Italia che non vota in più, insomma con un pochino di ritardo, devo dire tra virgolette neanche tanto, ma insomma adesso ovviamente sto banalizzando questo tentativo di insomma creare si può dire un partito che parli ovviamente a quel 50% che comunque non va a votare e che in questo momento non crede più nella politica, insomma è tutto quello che gliene va dietro, però non dimentichiamoci che insomma, il buon Silvio Berlusconi ha appoggiato gli ultimi 3 governi, adesso poi si è smarcato giustamente, poi per carità, però partiamo un pochino da qui, una tua riflessione su queste sante parole. Ma io ascolto sempre con interesse quello che dicono tutti, anche Silvio Berlusconi, però cioè non è che tu ti rifai una verginità e ti smarchi a 6 mesi dalle elezioni. Insomma l'Italicum questi qua l'hanno votato prima, Cioè non è che al Senato diciamo il Nazarenum da cui Italicum cioè un po' la cosa così. Adesso io capisco che lui sia in grande difficoltà, c'ha Fitto da una parte, Verdini dall'altra, una cosa e quell'altra viene fuori, però siamo di fronte a una situazione che evidentemente io spero che lui recuperi, spero che recuperi per la coalizione, poi a me un voto in meno lui, un voto in più alla Lega, è naturale che io giochi più la partita da questa parte che non dall'altra, però credo che tu non è che puoi pensare sempre che le cose devono andare nella tua direzione perché è conveniente per te che vadano in quella direzione. Certo. Se no alla fine poi la gente si accorge. Anche perché poi insomma alla fine se facciamo qualche passo indietro c'era già in embrione questo progetto
di Alfano e Lupi, insomma, di costruire questo partito moderato. Io lo so che qualcuno adesso in questo momento avrà spento la radio, però adesso dobbiamo così un piccolo, diciamo, orecchio verso il passato. Però in questo momento Forza Italia oggettivamente è sull'orlo, tra virgolette, del fallimento. Non riesco a capire quale può essere, al di là che noi siamo della Lega, sappiamo tutto, una sua naturale collocazione politica. Ma io non lo so, io volevo dire due cose velocissime. La prima è che questa nuova invenzione, tra virgolette, molto tra virgolette nuova, del partito repubblicano modello americano, mi sembra che è già abortito, visto i risultati che ha portato a casa in Trentino e Val d'Aosta dopo questa sua uscita. Mi sembra che la sua caduta sul palco abbia anticipato la caduta poi nelle urne elettorali. Seconda cosa, mi sembra che ormai la strategia di Berlusconi sia chiara, sia quella di cercare di sopravvivere, di cercare di mantenere quantomeno, anche seppur al minimo, il partito in attesa di un qualche cosa che non si sa bene che cosa sia qualche cosa. Io, anche scherzando, ma neanche tanto, con un amico parlavamo di Berlusconi e dei suoi cavalli di battaglia, no? Uno di quelli, ve lo ricorderete tutti, anche tu Davide, che diceva: non votate i partiti piccoli, dovete coinvolgere tutto. Adesso dice: per favore votate i partiti piccoli, perché sennò io non so che cacchio fare, no? Comunque 4 anni di aver sostenuto e votato di tutto e di più, poi li paga, insomma. Il suo elettorato è un elettorato di centrodestra, non dimentichiamocelo. No, questi continui complimenti al Premier e compagnia cantante, che gli sono girate le balle ai suoi elettori. Adesso poi diventa, come dice anche Salvini, anacronistico il fatto di stare qui ancora a parlare di destra e di sinistra. Credo che a questo punto qui anche il buon Berlusconi, se ne facci una ragione. Non si parla di calcio, insomma, vende al Milan, non faccia qualcosa. Anche un paragone che è venuto fuori anche oggi nella discussione, no? Il discorso dei grillini e il discorso di Berlusconi, no? Cioè anche nel movimento di 5 Stelle di Grillo ci sono parecchie voci di contrasto, no? Al leader, no? E questi secondo me sono gli scotti di aver creato dei partiti ma in poco tempo, no? Aver creato, aver messo dentro di tutto e di più, e adesso ovviamente i cani che non sono stati addomesticati ti mordono la mano. Anche perché, scusate, hai parlato, Giuliano, no, è intera, non metà. Hai parlato giustamente, Giuliano, intanto le linee sono aperte. Hai parlato giustamente, questa parentesi sul Movimento 5 Stelle, perché insomma, voglio dire, quello che mi viene da dire, Davide, il fatto di questo attacco a finanziamenti partiti, insomma, che chiaramente rende ghiotto il boccone, ci sta, la gente emotivamente gli va dietro, poi tutto quello che ne concerne. Però noi ci troviamo a Radio Padania Libera, la televisione è saltata, la Padania è stata chiusa, perché è inutile negarlo, poi parlare di libertà ha dei costi e dei nemici, ovvio. Quando comunque tu devi dire veramente ciò che pensi, portare avanti le tue istanze in un momento così, dove anche la stampa a livello globale è abbastanza o molto uniformata. Però facciamo passare una telefonata, dopo continuo la mia riflessione. Pronto? Buonasera e benvenuto. Buonasera, buona Padania. Ciao. Chi sei, da dove chiami? Sono Paola di Cinisello. Prego. Senta, ho sentito che Eugenio Scalfari insiste da mettere il sindaco di Milano, o che resti qui a fare come sindaco, non dimettersi, o se no andare a fare al governo. Cioè Pisapia o continua a fare il sindaco oppure deve andare a fare il parlamentare? No, per lui vede che deve andare da parte della sinistra al governo. Beh, se lo dice Scalfari. Ma il sindaco dove? Polo Nord? Sindaco Pisapia? Sì, certo. Sì. Beh, ma insomma, fanno il loro mestiere, non è che... Scusi, c'è una cosa ancora da dirvi. Sì. C'è un ragazzo sopra di me qui, che ha 40 anni, un bravo ragazzo, e che tiene alla Lega. Ho appena finito da parlargli adesso e mi ha detto: pensa, ha detto Daniele, che mettono su vogliono mettere su Pisapia nella politica. Quel scemo lì.
Va bene signora, grazie mille, buona serata. Insomma, vabbè, si parla di elezioni a Milano. Beh, devo dire, adesso abbiamo qua Davide Boni. Cosa vuoi fare? A Milano l'ha votato il 58%. Pianga se stesso. Davide, se qualcuno ti chiedesse di fare il sindaco di Milano, lo so che è una domanda di cazzo. Io ce lo vedo bene il Boni. Bravo, eccolo lì, no, Boni. visto che qualcuno famoso il Boni. non lo dice solo Maggi. Sì. No, guarda che è una voce papabile. Ho capito, sai, qui tutti sono papi, perché tutti vanno dentro papi. Papi, papesse, entrano papi e escono papesse. Se il giocatore, tanta politica, stiamo giocando. Il giocatore migliore che noi abbiamo si chiama Matteo Salvini, cioè inutile che nell'eventualità Matteo. Vabbè, ho capito, il direttivo federale, il segretario federale, la Lega sceglierà di mettere gli uomini che decidono, l'uomo migliore che decide. Io ho 25 anni di Lega fatti a aprile, puoi sempre immaginare. No, Sergento. Sì. Un quarto di secolo. E Benis? Facciamo passare altre telefonate. Buonasera e benvenuto. Buonasera, sono in trasmissione? Sì, chi sei, da dove chiami? Sei in diretta. Sono Alessandro da Genova. Prego. Niente, volevo parlare con voi più che altro un po' di politica internazionale, perché voi spesso ne parlate in modo secondo me molto alternativo e intelligente, perché su molte cose mi trovo d'accordo. Va bene. Secondo me la situazione è un po' questa nell'Unione Europea, che ci sono pochissime speranze di cambiare le cose. Cioè, io vedo un po' così, no? Che qualsiasi governo vinca in una nazione, alla fine l'Unione Europea ha una serie di poteri fortissimi, per cui bene o male costringe ad andare in un'unica direzione, che poi potrà essere un pochino più da un lato se il centrodestra vince, un pochino più dall'altro se il centrosinistra, ma la situazione è sempre quella, tranne nei casi in cui vincano dei partiti totalmente alternativi, come potreste essere voi qui, o che ne so, la Le Pen in Francia, o Podemos in Spagna, o Tsipras in Grecia. In Grecia ha vinto Tsipras, no? Che è, diciamo, un alternativo rispetto all'Unione Europea, no? Vedete come è mischiato destra e sinistra, perché secondo me non si tratta più tanto di destra e di sinistra, quanto di buoni e cattivi. I cattivi sono i filo-europeisti, gli obbedienti, no? I buoni sono gli altri. Se io fossi francese voterei per la Le Pen, se fossi greco voterei per Tsipras, essendo italiano voto per voi o per Grillo. Ecco. Grazie. Togli per Grillo, rimane con c'è una differenza sostanziale tra noi e Grillo. Sì, però siete entrambi alternativi comunque con la piccola, diciamo che Grillo è molto alternativo alla Lega, con la piccola differenza che noi non abbiamo Casaleggio dietro, non abbiamo votato il reato di la non abolizione del reato di clandestinità, insomma non siamo le grandi fautori del reddito di cittadinanza, ecco, diciamo così. Facciamo passare un'altra telefonata. Buonasera e benvenuto. Ho detto male. Buonasera. Scusate. Prego. Sì, buonasera, sono Luca dalla Spezia. Complimenti intanto alla trasmissione. Grazie. Un saluto forte a Davide Boni. Grazie. Una cosa, volevo dire questa cosa qua. Sto seguendo poco la televisione, però quel poco che seguo, spesso i grillini, non voglio parlare dei grillini, però stanno toccando spesso il tasto dell'immigrazione anche loro. Sono d'accordo con noi sull'euro. Scusami, ti stoppo un attimo, siamo poco dalle elezioni, siamo pochi giorni dalle elezioni. Appunto. Chi parla oggi non è attendibile. Infatti è quello lì che voglio dire, attenzione a questo, perché loro hanno votato la cancellazione del reato di clandestinità, fanno di tutto giornalmente durante l'anno a favore dell'immigrazione incontrollata. Adesso sotto elezioni tutti questi deputati giovani anche un po' arroganti spesso fanno invece, sembrano che stia parlando un leghista. Non mi va bene, aprite solo gli occhi e votiamo l'originale. Grazie ancora e tenete duro, e nel mio piccolo come tutti gli altri faremo il possibile di far stare aperta la radio. Grazie ancora. Grazie, mi raccomando, conto corrente 37 67 12 94. Adesso siamo pochissimi secondi dalla pubblicità. Davide, una piccola riflessione. Come diceva l'amico della Spezia, Luca di La Spezia, cioè c'è l'originale perché devi comprarti il falso. Posso dire una cosa? Poi Grillo si sa da sempre che è un contenitore di elettori stand-by che hanno boccato ad un amo senza esca.
E poi io velocissimamente lo dico sempre, diffidare sempre da chi parla da leghista senza essere leghista. Perfetto. Bene, insomma, aspetta, tipo in pausa ancestrale dopo questa riflessione di Citterio, perché effettivamente così anche chi, per dire, vi ho tolto in questi la parola, 25-30 anni senza scioccati, come chi è uscito dalla Lega, insomma, al momento sembrava più leghista degli altri, poi è stato riassorbito. Sta già pensando, dice, ma io sono leghista da prima di Umberto Bossa. Ti chiamavi in un'altra maniera allora. E c'è gente che si dovrà mangiare anche un favo intero. Quelli lì poi sono i Bene, peggiori. di questo di altro parleremo anche nella seconda parte di Sua Strada di Libertà, consigli per gli acquisti. Radio Padania Libera, la tua radio. Nei supermercati PAM e ipermercati Panorama fino al 2 giugno, grande concorso Sbanca la Cassa. Se hai la carta gratuita per te, ogni 20 euro spesi regaliamo un gratta e vinci. Sbanca la Cassa PAM Panorama, 170.000 premi. Regolamento in punto vendita. Amo uscire con te sotto la pioggia. Amo svegliarmi presto la domenica. Però quando ti gratti... Puoi amare e proteggere il tuo cane da pulci e zecche con Frontline Combo, che li elimina rapidamente e protegge la casa dopo l'applicazione sull'animale. E quando arrivano anche zanzare e pappataci, puoi difenderlo con l'azione repellente e insetticida del nuovo Frontline Triact, senza abbassare la guardia contro pulci e zecche. Leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può essere nocivo. È un medicinale veterinario. Chiedi consiglio al tuo veterinario. Per amarlo e proteggerlo con la gamma Frontline. Radio Padania, la tua voce libera, senza filtri né censura. Radio Padania Libera, la voce della Lega Nord, la tua voce libera, senza filtri né censura. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. I will cry for you, I won't leave you too. Oh, I believe he's a nail on my soul. Check me out from the high to toes. I still don't mind if you
Bene, eccoci qua, insomma, siamo entrati nella seconda parte di Sulla strada della libertà, questo bellissimo brano Ride With Me, insomma, Luca Carelli, anche per chi volesse comunque ascoltare o scaricare direttamente dei brani di Luca Carelli, al di là che è appunto disco della settimana qua su Radio Padania Libera, va sugli store digitali, Amazon, iTunes, insomma, attraverso anche questo bellissimo CD lo si può acquistare, lo sta pubblicizzando anche tantissimo il grandissimo Sammy Varin, Born to be Wild, insomma, che poi è anche la sigla dello spot di Sulla strada della libertà. Ti piace il rock, Davide Boni? Sì, dipende. Non tutto, ma dipende. Un rock abbastanza, non heavy metal, un rock bravo, più melodico. Se deve essere più melodico. Beh, Luca è bravo, No, infatti è bravissimo. Il nostro jukebox vivente costa zero, è bravissimo, grazie. Gli siamo simpatici ed anche di corrente ne consuma poca. Poi ci fa E4 che mi piace. E4, bellissimo. Comunque grazie ancora Luca Carelli. Ritorniamo a bomba un po' sugli argomenti, le linee comunque sono aperte allo 0266203529, dopo leggeremo anche qualche SMS. Bene, uno per Davide, un saluto al grande Davide Lorenzo 199, insomma Davide Boni. Grazie. Ti vuol bene la gente, devo dire la verità, dai. No, io li ringrazio, sono sempre tutti molto gentili. Sei sempre stato comunque una figura anche a livello televisivo, comunque lineare, popolar mediatica. Popolar mediatica, nazional popolare, popolare, no, per l'amor di Dio. No. Il nostro Pippo Baudo. Sì. Prima di me c'era, com'è che si chiama quello, non mi ricordo più, adesso mi verrebbe quello che suona il clarinetto. Però insomma, Arbore, è bravo. Abbiamo Davide, sai che qua si passa da un argomento all'altro, non c'è mai una linearità, anche quando cerco di impostarla, faccio fatica a mantenerla. Però, insomma, quanti giorni sono passati da quando... perché mi piace ogni tanto qua fare... È successo il 6 maggio del 2012. Non sei stato ancora chiamato? No. Prima della guerra. Sì. Ho fatto... 2 anni. 3 anni. 3 annetti? Ci siamo io e il Marò. Loro sono rimasti in India, io sono qua. E lui è rimasto qua in Via Bellera. Sì, Via Bellera, ho bloccato qui, per cui... Asilo politico qua in Bellera. Però insomma, ritorno un po' alla domanda del nostro radioascoltatore, mi pare ligure, relativamente alle austerity europee, di quando, insomma, alla fine uno dice Alessandro di Genova, pardon. Insomma, se ne discute spesso di quanto comunque al di là dello Stato-nazione o di chi andasse al governo, la sovranità è veramente poca oggi. Cioè, se non si esce da questo perverso meccanismo, perciò l'austerity e tutto quello che ne concerne, i trattati internazionali che comunque sono stati firmati, partendo anche dal trattato di Dublino, visto che questo è un po' quello che è un po'... A noi ci ha dato proprio il colpo di... Ecco. Ma sai, bisognerebbe capire che cosa si ha in testa quando si parla di Unione Europea. Sì. Cioè, perché se tu pensi di fare un sistema modello Terzo Reich, cioè allora dici dappertutto parliamo il tedesco, la moneta è il marco. Siamo entrati in questa logica. Io pensavo, devo dirvi, nella mia ingenuità totale, che fosse una specie di Stati Uniti d'Europa, cioè ognuno a casa sua poteva decidere alcune cose. Se serve, ci si incontra, si parla, si tratta. Poi si fanno delle politiche che possono essere economiche anche insieme, nel senso di essere in contrapposizione. Ma nella totale autonomia. Cioè, se a noi piace mangiare le cipolle tutti i giorni, o ai greci, non vedo perché anch'io devo farlo. Cioè ci deve essere una differenza, perché credo che le diversità sono quelle che arricchiscono. Cioè tu prendi il meglio da parte di tutti. Noi poi avremo già tra di noi siamo differenziati fra noi e altre parti d'Italia. Però io credevo che fosse questa cosa qui. Non credevo che fosse quello che invece è venuto fuori. Cioè adesso, bravo, perché adesso prima l'amico diceva di Tsipras e tutto quanto. Secondo me Tsipras ha mancato di coraggio. Sì. Esatto. Perché di più di così che cosa possono fargli? Li occupano, cioè Atene, che cosa fanno? Non ho capito, lo occupano militarmente. Ma che Atene, cadendo Atene, hanno paura tutti in Europa, che sia una roba poi su un effetto domino. Ecco, facciamo passare anche qualche telefonato, dopo continuiamo questo interessante, argomento. Buonasera e benvenuto.
buonasera a tutti, Simone della provincia di Como. Di Como, bene. Una domanda, l'altra sera stavo guardando quinta colonna. Sì. Di Battista diceva che il suo stipendio era di 3.000 euro netti al mese. Sì. Secondo voi è una cifra giusta quella che dice o c'è sotto un imbroglio secondo voi? Poi dobbiamo ricordare anche che i parlamentari della Lega, anche loro devolvono, se non sbaglio, un 3.500 euro al mese alla Lega, giusto? Anche gli europarlamentari e i consiglieri, giusto? Sì, non sbaglio. No, è giusto. Grazie. Prego. E sosteniamo la radio. Ciao a tutti. Per quello che abbiamo bisogno di avere almeno un 500 parlamentari. No, allora, io vi dico, cioè quello che facevo io quando ero consigliere regionale. Esatto, così la gente lo sa. Allora, da consigliere regionale tu versavi il 30% circa del tuo emolumento, 2.400 euro al mese, ricordo che era questo, che serviva a far sì che la struttura del movimento avesse, tra virgolette, denaro per fare tutte le cose. Queste cose qui. Che poi con la dica prende 3.000 euro al mese, cioè io ho qualche dubbio da parlamentare, perché i parlamentari, tanti. Anche perché i parlamentari guadagnano di più di un consigliere regionale. Cioè specialmente adesso poi penso che guadagni pare che siano i minimi storici adesso i consiglieri regionali di Lombardia credo adesso mi pare che lavorino intorno ai 7.000 euro netti al mese, però ritengo che un parlamentare, il nostro era parametrato a quello dei parlamentari, era intorno al 65% rispetto a un parlamentare. Però insomma sappiamo che è vero, ai costi della politica va bene, cioè, ma è giusto che sia. Allora io lo dico sempre, ci può stare, ma io non sarei mai diventato consigliere regionale se non dalla Lega, no? Cioè è stata la Lega che mi ha dato questa cosa qui. Io credo che anche qualche collega si dovrebbe ricordare queste cose qua. Cioè non è che uno nasce predestinato a fare il parlamentare, a fare il consigliere regionale, a fare il sindaco e tutto il resto. Ci sono alcune situazioni nella vita, e a me è capitato a 31 anni fare il presidente di una provincia, il più giovane presidente della provincia, che se non ci fosse stata la Lega io non avrei mai avuto questa esperienza, per cui ci deve essere anche la capacità di analizzare se stessi, dire no, è andata bene, va bene. Certo. Bene, ascoltiamo ancora i nostri radioascoltatori. Buonasera e benvenuto. Pronto? Sei in diretta? Sì, sono Franco da Gorizia. Da Gorizia, benvenuto. Sì, Boni lo vedo intanto a Pontire in giro per di qua di là, forse non si ricorderà di me, ma va bene lo stesso. No, quello che voglio dire alla Lega Nord, la nuova Lega Nord, siccome ci sono tanti polli che hanno potere, nel senso sono consiglieri regionali, anche onorevoli, e non pagano questo contributo, bisognerebbe non rieleggere la prossima volta, anche se portano un sacco di voti. Adesso abbiamo la possibilità di poter fare un ricambio, no? Quindi trovo veramente vergognoso che uno che fa 5 anni in regione e non versa neanche una lira, o fa l'assessore in un comune e non versa nemmeno una lira, questo venga di nuovo ricandidato. Questa è un'ingiustizia che io non posso veramente tollerare. Grazie e ciao. Grazie a te, saluto l'amico di Gorizia, però io questa sera non mi interessa aprire questa qualche pirla c'è, non è che siamo esenti, la pirlaggine purtroppo è come il polline, non dimentichiamoci in questo meandro che poi magari porta o stimola polemiche che questa sera non mi interessa affrontare, ecco, anche perché poi sappiate, è vero i costi della politica, però insomma vi hanno detto spariamo tutti contro la politica, intanto non siete andati più a votare, intanto le province ci sono comunque quei relativi costi, ma siamo passati da quelle a guida Lega o di centrodestra, sono diventate tutte del PD e sono state elette per organi interni, perché poi finirà così. Cosa credete? Questo fosse l'ultimo giro che andate a votare i comuni, perché poi con le città metropolitane voglio vedere che partita si va a giocare, se non con le regioni tra poco, perché poi il progetto, se è cominciato, lo devono portare a termine, non è che c'è tanto, correte in tanti a votare perché non date segnali di astensionismo. Guarda, io devo dire, per paradosso, anche se non votate la Lega, votate chiunque, ma andate a votare, perché veramente se capiscono che c'è comunque astensionismo, anche, ripeto, elettori dell'estrema sinistra, estrema destra, quel cacchio che volete, a me non mi interessa, noi crediamo nella libertà, perciò poi la portiamo avanti noi, poi tutte le espressioni simili ci stanno anche bene, poi io sono fiducioso che la gente pian pianino sta capendo, ma al di là di quello, se veramente entrate nel meccanismo o vi adeguate a un meccanismo di non voto,
e poi alla fine è già quasi finito il film, perché quel briciolo di sovranità che rimane allo Stato centrale, che comunque è stato assorbito dall'Europa, dai non eletti, per non dire altri poteri occulti, quello è. Perciò poi è vietato lamentarsi. Tra un po', se non andate su questo conto corrente 37 67 12 94, non avete neanche più questa voce. Io so che poi ci ascoltano anche chi non vota Lega, perché comunque crea interesse questa emittente, veramente. Perciò anche chi non vota Lega vada comunque a fare un versamento, perché in ogni caso, credetemi, al di là che insomma, sono un militante della Lega anch'io da tanti anni, ma secondo me è proprio veramente un momento dove la libertà è estremamente in pericolo, dove i media, dove l'informazione veramente avrà sempre un corridoio più stretto, e sarà quel corridoio, e in quel corridoio voi dovete ragionare. Secondo me è così, Davide. No, sono d'accordo con te, cioè, questo qui è uno dei punti fondanti. Noi più voce abbiamo, cioè la gente non capisce che poi la politica la farà soltanto chi ha i soldi. Esatto. Quel sistema un po' è il sistema americano che piace tanto a Berlusconi, no? Poi però quando arrivano le lobby, perché Obama quando gli hanno chiesto di trivellare nel Golfo del Messico, siccome gli avevano dato il grano quelli trivellatori, hanno trivellato nel Golfo del Messico. Ascoltiamo ancora altri 2 radioascoltatori. Buonasera e benvenuto. Buonasera, sono Filippo da Torino. Ciao Filippo. Buonasera. Certamente c'è gente che ci ha lasciato la pelle, si è sacrificata per dare a tutti il diritto di voto, chiaramente, però c'è un fatto che è veramente una cosa incredibile. Io ad esempio Renzi, non essendo un cittadino di Firenze, non ho potuto votarlo come sindaco, perché sono torinese, e tantomeno ho potuto votarlo perché diventasse Presidente del Consiglio, e invece è diventato così. Queste alchimie tutte italiane, probabilmente sono alchimie che ci sono in tutti i paesi, cioè, chiaramente la gente penso che sia un pochettino demoralizzata, demotivata, però vedo che comunque c'è gente che vota ancora questi partiti, questo partito qui, quindi vuol dire che c'è gente che è contenta che le cose vadano così. Ascolto in diretta. Va bene. Demotivato, insomma, non dimentichiamoci che Renzi ha preso il 40% del 50%, del 55% per essere precisi, perciò non ce n'è in questo momento. Meno di Bersani. Meno di Bersani. E poi non dimentichiamoci che le regioni che sono il grosso serbatoio dei voti del PD sono le regioni delle COP, ragazzi. È lì così, la politica è legata a filo proprio vitale completamente con l'occupazione, col lavoro, e volenti o nolenti lì devono votare il PD. Non dimentichiamoci questo, insomma, che fra l'altro l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche sono regioni anche con una buona densità di popolazione, per cui sono un serbatoio che sicuramente fa il grosso dell'elettorato che prende il PD. Erminio. Sì, un'altra alchimia è stata quella delle province. Abbiamo visto che le province sono andate a finire nelle mani della sinistra, e cosa è comportato anche? È comportato il fatto che nessuno va più a votare per le province, non è più un sistema democratico. Soprattutto è comportato che si spende uguale per non avere più niente. Ha detto addirittura di più. Questa mi sembra che è la cosa fondamentale. Ascoltiamo a proposito di democrazia il popolo sovrano, almeno fino a questo momento. Buonasera e benvenuto. Almeno qui. Almeno qui. Buonasera. Chi sei, da dove chiami? Sono Paolo da Cagliari. Da Cagliari. Ciao Paolo. Benvenuto. Grazie, buon lavoro a voi, anzi vi ascolto molto, insomma è molto importante la vostra comunicazione per me, dal mio punto di vista. Forse l'argomento che vi sto proponendo non so se è in tema, cioè il referendum, cioè scusate, l'abrogazione della legge Merlin, sì, la proposta per referendum, è in tema? Ma insomma, vai tranquillo. Erminio sorride quando si parla di abrogazione della legge Merlin. Porca troia. Passaci questa battuta. Il mio punto di vista non so se sarà gradito, perché io non intendo andarci. Gli altri referendum li ho sottoscritti tutti e 6. Praticamente, cioè io non sono esperto di queste cose, però vi propongo un po' la mia idea. Cioè i paesi nordici non hanno adottato, diciamo, il recupero delle tasse per quanto riguarda i ricavi e così via, hanno adottato
la dissuasione un pochino del cliente, cioè adesso la parola giusta non mi viene, però diciamo hanno controllato il cliente e hanno multato il cliente. Questa procedura praticamente ha ridotto moltissimo, non so, numeri alti sugli 80% sì. la prostituzione. Comunque abbiamo capito. Ecco, poi c'è un'altra cosa, Prego. Il fatto della tratta. Di fatto noi, cioè, diciamo sì, togliamo dalla strada, le mettiamo nelle case, però la tratta esiste sempre, cioè queste donne che vengono con delle motivazioni che sono lavoro e così via, vengono poi messe, diciamo, a lavorare sotto violenza, però tante ne uccidono, basta andare lì al gruppo di giovani 23esimo di Rimini, di Don Oreste Benzi, e raccontano tutte le loro storie. Quindi io personalmente sarei un po' di parere contrario, piuttosto adottare un po' questa dissuasione del cliente. Grazie anche dello spazio che mi date. Grazie a te che ci chiami da una bellissima terra. Forse è così come ha spiegato l'ascoltatore, proprio perché non è regolamentata. Ma bravo. Secondo me faranno un concorso e faremo la giuria noi. Davide Boni, insomma, si può magari quando si parla di questo argomento ognuno ha le proprie sensibilità, mettiamola così. Poi però effettivamente una regolamentazione sanitaria, anche visiva, perché poi non si può avere in giro delle donne già la mattina o il primo pomeriggio, ma poi cioè, è questione anche di decoro. Poi che nessuno vuol dire aboliamo questo, perché è il lavoro più vecchio del mondo e probabilmente è anche, tra virgolette, eticamente giusto che ci sia per una serie di motivi. Nessuno di noi vuole fare, voglio dire, Paolo, cioè non ha senso. Poi, però, secondo me, per come lo vuole impostare il movimento, Matteo, da questo punto di vista lì non fa una piega. Davide. Ma adesso l'amico, un conto è lo sfruttamento della prostituzione, che lei è una roba. Un conto è la legalizzazione della prostituzione, cioè che tu decidi di fare quel lavoro lì. Dicono che sia il lavoro più antico del mondo, dicono, io non so, non c'ero allora, però sta di fatto che c'è in Germania, in Olanda, sto leggendo, in Grecia, in Austria, sono state legalizzate. Qua in Svizzera? Sì, in Svizzera sono state legalizzate queste case del piacere, dove uno va, paga le sue tasse, cioè si fa i suoi controlli sanitari, fa tutte quelle robe lì. Punto. Non ha tolto tutto io ho dalla dato strada, una rapida occhiata, no? E facendo riferimento a quello che diceva l'ascoltatore, appunto il modello proibizionista, cioè quello che cerca di dissuadere ad andare, no? Con le prostitute, che è in vigore nei paesi dell'Europa orientale e è stato preso un po' anche dai paesi, come dicevo lui, dei paesi nordici, però paesi come la Germania, l'Olanda, l'Austria, la Svizzera, la Grecia, l'Ungheria, la Lettonia, la prostituzione è legale e regolamentata. C'è nessun tipo di problema. Bene, buonasera e benvenuto. Pronto? Sei in diretta. Sono Mimo da Genova. Da Genova. Io devo parlare un attimo del problema che è per l'immigrazione. Prego. Allora, sì, bisogna dare potere al popolo, no? Giusto? Non bisogna solo chiacchiera il diritto di parlare solo, bisogna dare il diritto anche di muoversi, di reagire. Per quello io farei di ripristinare il militare di leva e riorganizzare il reparto celere della polizia, che mi ricordo nei fine degli anni 80 esisteva ancora. Ecco, perché non è possibile, i clandestini, no, irregolari, non se la vanno da soli. Anzi, quelli fanno resistenza pubblico, e qui gli italiani dobbiamo noi, io per primo, per me domani potrei andarmi a rimettere una tuta mimetica e riprendermi il mio vecchio fucile che avevo lasciato 30 anni fa in marina. Va bene. Beh, insomma, la legge poi sull'abrogazione. Diciamo, questi sono i risultati dell'immigrazione clandestina e dello scompenso sociale che sta creando. Io mi ricordo il governo D'Alema fu il primo a tagliare tutti i fondi, soprattutto alle caserme degli alpini, perché comunque allora fece chiudere, insomma, le caserme degli alpini, prendiamo un corpo che a noi è molto caro, e rappresenta, se vogliamo, proprio l'essenza della Padania a livello di battaglioni. Battaglioni.
ed erano tutti messi, le caserme, io personalmente sono stato alpino, e erano tutte comunque caserme collocate sui punti nevralgici, ma come ovvio che sia, non c'è nulla di male, cioè un paese che difende i propri confini è un paese serio, un paese comunque democratico, e non vedo dove sia il problema, con la differenza che oggi l'esercito e le navi lo usiamo per l'esatto contrario. Cioè, pensate com'è cambiato il mondo in questi ultimi anni, Giuliano. Cioè, abbiamo le navi, l'esercito ha un costo ed è fatto da volontari, a questo punto perciò comunque gente pagata, giusto? Non sono volontari tra virgolette, ma sono iperstipendiati. Anche perché mi pare che abbiano un supplemento importante di stipendio se fanno delle missioni in acque internazionali. Ecco, perciò insomma anche qui sapete, insomma, bisogna anche capire anche il interesse, comunque i costi che possono esserci dietro. Adesso poi affronteremo un po' più nello specifico anche quello che è l'accordo raggiunto a Bruxelles, però Davide, per dare una risposta al nostro radioascoltatore. Sì, adesso lui ha estremizzato la cosa. Sì, ma ci sta. A parte che adesso non c'è l'accelere, però insomma questi qui sono tutti preparati con manganelli e compagnia cantante. È l'approccio che tu vuoi dare. Cioè noi siamo un paese dove la gente... E soprattutto bisogna dare questo ordine, chi lo dà? Ma ho capito, cioè, tu hai visto il casino che è successo a Milano con gli antagonisti. Guarda a toccarli. Benissimo, qua se tocchi quello sbagliato, prendi prima del razzista, insomma, voi adesso, per noi pensiamo di essere un paese libero. Se parli delle coppie eterosessuali salta fuori perché ti dicono subito che sei un omofobo. Scusa, sei un maledetto normale. Bravissimo, cioè c'è questa cosa che se parli della genitorialità diventi subito un arcaico, dice anche lì tu vuoi fare, avete visto cosa è successo col convegno che volevano fare in Comune a Milano, no? Sì. Siccome volevano parlare della famiglia, questi hanno detto che siamo tutti omofobi, non vogliamo parlare di quelle cose lì. Se dici che bisogna menare o mettere in galera uno che distrugge una vetrina, dice che in fondo bisogna capirli perché insomma anche loro hanno i loro problemi. Sei passibile di indagini per tortura. Bravissimo. Se dici che non devono farli partire e diventi un assassino, perché io ieri sera ho visto un pezzo di trasmissione e devo dirti che c'era Matteo, c'era questo giornalista che era, oddio, proprio insopportabile. Sì. Salvini ha detto dobbiamo bombardare i barconi. Ma intendendo chiaramente i barconi vuoti. Questo qua ha iniziato a dire no, ma lei non ha detto, non ha specificato vuoti, ma non lo so. Ma roba del genere, ma è normale, ma non lo so. Ma solo le menti baccate possono pensare. Questo evidentemente non ha la mente baccata. Bene, buonasera e benvenuto. Pronto? Sei in diretta, vai. Sì, buonasera Padania, Francesco da Varese, non l'avevo capito. Da Varese? Sì. Okay. Francesco da Varese. Ascolta, buonasera a tutti anche voi. Buonasera a te. Buonasera a te. Niente, io rispondo a quelle signore di qualche minuto fa. Della prostituzione, cioè mettere una regola vuol dire avere più gente controllata, l'immigrazione illegale per quanto riguarda il sfruttamento delle donne, eccetera, questi che sono veri e propri rapimenti, vengono portate via dalla loro terra per far costituire qui, per cui non c'è poi quel flusso migratorio, almeno non ci dovrebbe essere, perché dovrebbe essere tutta gente regolare, per cui anche con lato lì si dà un controllo, solo che poi aperte le case e sulla strada non dovrei vedere neanche una lucciola per dire, capito? Quindi io la vedo giusta e poi come ho detto in passato scherzosamente, a noi variniani ci faranno lo sconto, credo. Va bene, ciao ragazzi, buona serata, ciao. Bene, insomma, infatti, bella anche questa. Fuori l'animo. Comunque è facile sapere come fanno a guadagnare o quanto guadagnano, perché c'è un signore che ha fatto il tempista per un giorno, è stato sul balcone colazione mattina e cena, no? E stava là a contare quanti passaggi faceva questa qui. E lui ha fatto i conti di quanto guadagnava in un giorno. A colpi anche. Il tempista. Bellissimo. Però insomma ritorniamo anche perché poi sappiamo quanto di Equitalia. Quanto comunque il problema dell'immigrazione e della prostituzione sono comunque correlati, perché fino a prova contraria, devo dire, non ci sono neanche più le nostre prostitute, perché per paradosso veramente tutto quello che rappresenta anche la bellezza del nostro territorio, e voglio dire, possiamo anche... Un po' di discorso di tutto, no? Che arriva tutto a prezzo super scontato.
Certo. E supermercato. Paghi una, te ne vengono tre. Dal negozio al supermercato. Si può fare. Però insomma, Davide, c'era che un po' insomma l'argomento dibattuto, soprattutto in queste ultime ore. Il piano bluff dell'Unione Europea, insomma, è stato un po' definito così. C'era un bellissimo articolo oggi su Il Giornale, mi pare di Sallusti, se non erro, adesso non me lo ricordo, il direttore o comunque di un giornalista, insomma, dove alla fine sostanzialmente un po' smontava questo accordo raggiunto a Bruxelles, così diciamo abbiamo trovato una Mogherini molto eccitata, insomma un passo da gigante. Abbiamo trovato cosa eccita la Mogherini. Appunto, parlare di immigrati. Assolutamente. Abbiamo la pausa, allora Giulio questa sera sovietico, consigli per gli acquisti, poi entriamo in diretta, vai. Cosa leggi? Mi aggiorno sulle nuove tendenze. Ah, roba da donne. Veramente no. Senti, dal 2020 Londra vuole bandire le auto diesel dalla città per lo smog, capisci? Ottima idea. Anche il sindaco di Parigi cerca di bandire il diesel. Che facciamo? Ci trasferiamo? Prima di cambiare città, proviamo a cambiare auto. Il mondo evolve in fretta. Per essere avanti anche nel modo di muoverti, non basta rottamare la tua vecchia auto. Passa all'ibrido. Oggi Yaris Hybrid con 3.500 euro di ecoincentivi Toyota per tutti. Ti aspettiamo anche domenica. Per la tua pubblicità su Radio Padania.
qua, Luca Carelli, bravo, insomma, stasera anche un applauso direttamente dallo studio. White Flowers, questo bellissimo pezzo, devo dire molto molto fluido, molto molto adatto a questo, anche a questo orario di Sulla Strada della Libertà, appunto, per chi si fosse collegato in questo momento. Radio Padana Libera, in studio Maggi, Fumagalli, Citterio, ospite qua con noi Davide Boni. Le linee sono aperte come sempre allo 0266203529, però insomma c'è anche un po' questa riflessione, gli argomenti sono tanti, li pizzichiamo un po' qua e là. Il reddito di cittadinanza, in questo momento, insomma, il governatore Roberto Maroni, che vengono qua tutti, ha cercato un po', insomma, ha lanciato questo sasso un po' per sperimentare, così apparentemente, o un'idea, se vogliamo, che poi la si può affinare, di sperimentare appunto il reddito di cittadinanza per chi è in difficoltà e magari utilizzare la regione Lombardia come prima regione che propone questa idea. Mi viene da fare questa riflessione perché insomma il reddito di cittadinanza è sarà un po' un reddito come un format che va bene per tutto a livello economico, perciò arriva l'immigrato, arriva il nostro disoccupato, sia un momento di recessione, e però insomma adesso io ripeto, ci stiamo ragionando, non è nulla di definitivo, poi si sta elaborando delle idee, mettiamola così, si sta fantasticando, però volevo sapere un po' una tua idea in merito, se può avere una logica in questo momento oppure se rimane anche inadatto al di là della crisi economica. Però prima insomma bisogna creare lavoro, perché sennò se tu crei un reddito a prescindere vuol dire che ti dimentichi o perlomeno di quello che è il fatto di creare lavoro, perciò far ripartire l'economia e poi eventualmente tutto ritorna o si avvicina alla propria normalità. Ecco, faccio fatica a capire questo passaggio. Allora, io devo dirti che sono un po' in difficoltà rispetto a questa cosa, perché non ne conosco i termini, cioè non sono riuscito a capire che cosa succede. Cioè, cosa vuol dire? Che se io guadagno 500 euro al mese e stabiliamo che il reddito di cittadinanza è 700, le istituzioni me ne dà 200, che se io sono in cassa integrato, sparisce la cassa integrazione e andiamo tutti a 700. Beh, se lavoravo 500, a quel punto lì non mi conviene più lavorare, cioè è questa roba qui, capito? È questo meccanismo. Comunque ovviamente è una cosa da chiarire, no, bene, i poi meccanismi e tutto. A chi spetta? Spetta all'italiano, spetta al residente, ecco, spetta... quello io volevo dire. Perché sennò diventa... Io ho sentito Maroni questa sera a Radio Padana, non so se... che praticamente lui prevede che non venga assolutamente assegnato a cittadini che non siano residenti in Lombardia, però sappiamo tutti come vanno a finire con le varie corti di Cassazione, sindacati, eccetera. È naturale, no, perché siccome lo fa la Regione Lombardia, cioè, o tu sei nazionale, insomma, se tu non sei cittadino, se non sei residente della Regione Lombardia, non lo prendi, perché è dato alla Regione Lombardia, ma non vuol dire che sei cittadino italiano. Vuol dire che se io arrivo, oggi ti porto l'esempio, io arrivo dal Veneto, oggi, domani divento residente in Lombardia, allora mi aspetta, però io vengo dal Veneto. Ho usato il Veneto per fare le metafore che fai tu di solito. Se io arrivo dalla Sierra Leone, mi dà una residenza in Lombardia, me lo prendo lo stesso. Cioè è un meccanismo che io non capisco. Credo che poi questo meccanismo deve essere alimentato da un sistema di fiscalità, cioè più gente lavora, ci sono più soldi per spendere su iniziative di questo genere qui. Certo. Beh, diciamo che il discorso che si faceva un po' così parlandone prima, no? Se questi soldi sono una parte cospicua di soldi che restano sul territorio e non vanno a Roma, si può anche studiare un sistema di ridistribuzione di questi soldi, ma se questi soldi vengono praticamente creati con una partita in giro, sono sempre quelli insomma che girano, è ovvio che penalizzi bene o male qualche cos'altro. Da quanto avevo capito sono fondi europei. Sì, sono 220 milioni europei. Ecco, a me non mi scatena, cioè non è che sono qui a dirvi cazzo dov'è che scusate il termine francese. Davide, cioè, ritorniamo un po' a quello che la Lega ha sempre detto,
i famosi 50 miliardi di euro che comunque la Regione Lombardia lascia a Roma. Lì altro che reddito di cittadinanza. Ma è naturale, cioè io la vedo messa in un'altra cosa dei servizi, cioè credo sì, è una che... cosa assistenzialismo ancora, insomma. Che alla fine sì. Perché come dice Salvini, diamogli la canna invece di dargli subito il pesce. Perché se non ne dai 700 euro, poi come funziona? Io devo andarmi a cercare il lavoro se no tu non me lo dai? Cioè, questa cosa qui già succede. C'è il sussidio di disoccupazione. Sì. Cioè, io ti do il sussidio, tu però non puoi rifiutarti di andare a lavorare. O ti puoi rifiutare una volta o due, la terza volta se non ci vai ti devono avere dei paletti pazzeschi. Una cosa non riesco a capire il meccanismo come evolve. Qualcuno diceva che se tu rinunci fino a 3 volte, mi pare, il fatto di accettare un lavoro ti viene tolto. Però, insomma, io penso che, non lo so, io penso che in questo momento noi dobbiamo essere netti. Bravissimo. Poi a me questa roba qui l'applaudita Grillo, faccio un po' cioè non è un provvedimento che muove l'economia, non è un provvedimento che crea posti di lavoro, non è un provvedimento che aumenta la produttività e che spinge la gente ai consumi, perché quello che abbiamo noi è che tutti si trovino in tasca qualche centinaio di euro in più, tutti quelli che lavorano, che abbiano una possibilità di avere qualche cento in più da spendere, non gli 80 euro che a malapena ti servono per pagare una rata della rateizzazione Equitalia, per esempio, no? Cioè tu devi avere dei soldi e spenderli per i consumi, non per ammortizzare l'incidenza delle tasse che hai, perché uno che prende 400 euro, 1.400, da 1.400 a 1.480, che cazzo cambia la sua vita? Zero. Sono proprio francesismi totali. No, anche perché poi, insomma, Cassò. È come, in parte secondo me dopo è anche dare un assist a parte che poi bisogna anche vedere ai sindacati, perché già c'erano delle dichiarazioni della CGIL che, voglio dire, parliamoci chiaro, che diceva oggi il primo reddito di cittadinanza è dare il lavoro a chi ha casa disoccupata. Sti cazzi, lo sappiamo tutti che è quello il primo reddito di cittadinanza. Però ecco, sarà che forse è una fase politica del movimento dove bisogna essere estremamente netti. Cioè, è come io la vedo da padano, da lombardo. Adesso nessuno sta criticando nessuno, stiamo riflettendo a voce alta, mettiamolo così, anche se ci sono i radioascoltatori che ci ascoltano e chi se ne frega. Però, Davide, mi sento un po' come una sorta di umiliazione, devo dirti la verità. Ho capito, cioè, l'ultima puntata che io sono venuto si parlava del caso Tosi, per cui mi buttate sempre in mezzo a questa... E ti aspettiamo apposta. Apposta, cioè, si siede qua. Teniamo gli argomenti. Partiamo da questo presupposto. Facciamo così, che così togliamo. Dai. Il segretario federale è Salvini, punto, per cui l'idea politica è quella. Maroni è un presidente di una giunta regionale che ha un approccio più amministrativo. Sì. Io da leghista questa cosa qui del reddito di cittadinanza mi lascia, cioè non la vedo, faccio fatica, non riesco a capire in funzione di che cosa. Tutti sono poveri, cioè se siamo tutti poveri perché non c'è lavoro, io penso che bisogna andare a trovare lavoro. Certo. Cioè non è che perché tu mi dai, perché tanto te lo do lo stesso, il nostro sistema di welfare permette il fatto che se tu non hai lavoro io cerco di darti i sussidi di disoccupazione, c'è la cassa integrazione, ci sono tutta una serie di cose, anche perché secondo me non regge. Cioè, voi provate a immaginare 3 o 4 milioni di persone che tu gli dai 700 euro al mese per 12 mesi. Cioè, quanti soldi sono? Per 3 anni. Anche perché bisogna vedere l'Europa, visto che sono fondi europei, che parametri utilizza, perché se lo fa come quei profughi comunque ci fotte sempre. Vabbè, è chiaro, perché dice lì c'è più PIL e dalle altre parti che ce n'è di meno, dove c'è comunque più evasione, perciò tutto da dimostrare quanti soldi uno ha in tasca, perché la Lombardia ha un Veneto ha un'evasione più bassa rispetto per esempio alla Baviera. La Calabria abbiamo l'80%, uno dice chiaro, do più, però là c'è del nero, voglio dire, anche lì sono tutte partite da giocare, anche perché poi le interpretazioni o chi muove i meccanismi sappiamo che non siamo noi. Ma voi lo sapete una cosa, che se uno è partita IVA e resta a casa, non prende niente. Non so, cioè, questa roba qui che... Cioè, faccio fatica. E la partita IVA è quello che crea il lavoro. Dillo loro. Anche perché c'è tutto un sistema per dire,
ci sono i soldi per l'aiuto affitti, adesso la Regione Lombardia ha stanziato i soldi per i padri e le madri separate. Certo, importantissimo. Ecco, secondo me sono quelle lì le cose. Così diventa tutto più tu dici più mirate a buco. categorie Cioè, aiuta veramente chi deve essere aiutato. Io credo in questa cosa qui, perché ho sentito un po' quello che aveva detto Grillo su questa roba che lui dice: no, il lavoro non in più. Cioè, io non vivo per lavorare, ma io ho già un reddito mio che è dovuto dal fatto che io ci sono. Poi, siccome lavoro, prendo anche i soldi del lavoro. Certo. È una cosa che cioè nessuno me la spiega, capito? E poi non riesco a capire alla fine chi paga. Cioè, pago io il tuo reddito di cittadinanza con le mie tasse perché vado a lavorare? Bene. Questo è uno che dicevo io, perché o ci sono dei soldi in più specifici per questo, ma allora non è meglio investirli per creare il lavoro, diminuire qualche tassa, il famoso togliere il bollo, tutte queste cose, no? Che sono anche, cioè se vogliamo, anche a livello elettorale, sono delle cose che la gente ci tiene a questo, no? Quante persone si aspettano l'eliminazione dei ticket, l'eliminazione del bollo dell'auto, si aspettano il famoso 75%, eccetera, eccetera. Cioè queste sono le cose che bisogna cercare di portare. La situazione è difficile, per amor di Dio, la crisi, tutto quello, ma come si trovano o si cerca di trovare dei fondi per questa roba mi sembra più coerente, quantomeno con il programma elettorale e con l'impostazione che è stata data proprio alla campagna elettorale, che è stata giocata tutta o al 99,9% sul tenerci le nostre tasse qui in regione, no? Non lo so, mi sembra una roba un po' assistenzialista, che vuole forse strizzare un po' l'occhio all'elettore, che vuole metterci in contrapposizione con Grillo, non lo so, insomma, vediamo, insomma. Sembra un assistenzialismo. Dice bene Matteo, adesso la dichiarazione di oggi è Marsala, comunque grande successo, perché bisogna, appunto, come avete detto prima, di mangiare, preferisco regalare le canne da pesca piuttosto che il pesce. Ecco, questo è sicuramente importante, però insomma, Davide, anche questa tornata elettorale ha una tua previsione anche su regioni, tira un po' le palle stasera. Allora fa apposta. Dovevi far venire il Mago Telma. Non lo so. Io adesso il Mago Telma che fa più odios di Boni, ragazzi. No, al di là ci vorrebbe un Mago Telma al giorno qua. Quella delle ore 16? Sì. Che non ti piace? Vai, non l'ho mai ascoltata. Mago Boni, vai. Non piace neanche a me. Non l'ho mai ascoltata. Ma io credo che noi avremo un buonissimo risultato. Sì. Credo soprattutto in Veneto che avremo un buonissimo risultato. Lì però c'è da dire che giochi con un fuoriclasse, cioè tu hai Zaia, per cui tutto il resto, come diceva qualcuno, a Roma è noia, no? Insomma, la Camusso già ha detto, piuttosto che la Moretti votate scheda bianca. Renzi ha detto va bene, vinceremo 5 invece che il Veneto glielo lasciamo. Nonostante qualche ex nostro giochi per la Moretti, mettiamola così è più simpatico. In Liguria, secondo me, la Lega trainerà tantissimo Totti. Infatti io lì volevo c'è poco, ho sentito un sondaggio che da solo è possibile, solo un 2% di... Poi, sai, io non è male. Sono sempre per il salvate il soldato Ryan, cioè a me Borghi piace, Borghi in Toscana è una missione. Secondo me, io lo vedo su Twitter, tutto il resto è uno che si muove, che si deve fare, poi quando parla capisci. Canta, A me capita di parlare, di incontrare della gente, non capisco. Io con Borghi ho capito la questione del no euro e di tutte quelle cose lì. Poi non lo so, il problema è capire questo tutti a casa di Forza Italia quanto noi intercettiamo rispetto a loro. Questo, però vero è che tutte le volte tu senti Renzi ti viene voglia di andare fuori e incontrare uno con la testa del PD in tasca, ma come fai? Cioè, dopo ieri con
Con la lavagnetta. È stata una cosa che purtroppo è attaccata al muro. No, ma io me l'aspetto che adesso vada a mietere il grano a torso nudo. I bambini già che l'hanno accolto con la calzoncina ci sono stati, i ballerini. Cioè, è uno che riesce a vendere su tutto. Cioè, dici che nuoterà anche, attraverserà l'Arno a nuoto. Sì. Sai, hai anche tutti i media dalla tua parte. Se siamo qua anche con Radio Padania Libera, comunque cercare di tirare su fondi. Conto corrente postale 37 67 12 94, è chiaro che la problematica si pone. È grano, questa sera grano. Devono comunque almeno chi ci ascolta domani mattina anche un versamento di 5 euro, di 10 euro. Guarda, io vi dico la verità, perché ho visto che c'è stato uno dei militanti in Malta, ha messo su un rebrotto della Madonna con la questione dei biglietti alla lotteria per Radio Padania e tutto quanto, che però mi è sembrato una cosa molto più estemporanea di quanto dovesse essere. Cioè? No, ha raccolto i fondi e tutto il resto, per cui le cose andranno avanti, però io penso quando si potrebbe fare come facciamo la giornata di raccolta firme, fare una gazebata dove tu fai una gazebata e tu tutto il giorno sul gazebo 1 euro, 2 euro, 1 euro, 2 euro, 1 euro, 2 euro. Cioè a firma, come ha fatto alle primarie, una cosa così. Perché alle primarie del PD si portano a casa milionate. Se si fa una cosa così, si fa federale. Non saranno milionate, però migliaiate sì. Si organizza, si fanno, si dice, si dedica una giornata a Radio Padania Libera. Allora, tutta quella giornata lì il movimento è tutto spinto, oltre che a fare, come facciamo per i tesseramenti. Uguali, sì, la stessa cosa. Io vedo che quando tu fai il banchetto del tesseramento, insomma, 1, 2, 10 tessere, la gente viene. Anche perché io ho proposto anche a livello, diciamo così, pubblicitario, i nostri uomini, i nostri onorevoli o comunque le figure più importanti che spesso vanno magari a trasmissioni televisive importanti nazionali, una bella magliettina con scritto Radio Padania Libera, conto corrente postale, insomma, comunque è un motivo in più. Pannelliani. Te li ricordi? I radicali. Sì. Era un messaggio immediato. L'uomo cartello. Cioè, ma proprio si fa un budget, si stabilisce quanto può costare un anno di Radio Padania e tu lo poni nei tuoi obiettivi. Salvate il soldato. Noi mi ricordo che quando abbiamo iniziato abbiamo fatto subito di partenza la trasmissione che facevo con Enrico Pagani, no? Sì. Obiettivo miliardo, quando allora può essere obiettivo 500.000 euro, no? Per dire, no? Il valore attuale del miliardo che si è, e noi tutte le settimane facevamo anche il rendiconto di quello che si prendeva, eccetera, per cui era anche così un po' stimolante per la gente, per deve vedere. Essere una cosa però che io penso che deve essere organizzata, cioè una cosa che come parte arriva. Facciamo un Teleton. Si trova il sistema, io credo. Sì, no, ma cioè, anche dedichi quel periodo a fare una giornata, può essere una settimana. Si fanno dei pupazzi con i politici, 3 palle 100 euro, cose così, insomma. 3 palle 100 che la gente, euro. cioè uno per tirare 2 palle a Renzi vuoi che non dà 10 o 20 euro? No, secondo me non vale così tanto. 5 euro. Puoi così tirare le palle a Renzi. Va bene, tira lui le palle. Vabbè, ma insomma, almeno un minimo di sfogo, no? Quante se ne tira? Beh, insomma, questo è, ripeto, andate domani in posta, perché al di là di Sulla Strada della Libertà, comunque tutte le dirette, l'unica e l'ultima voce libera, anche perché, ripeto, se no la Lega non ha neanche, è vero, Facebook, è vero a livello mediatico l'organizzazione del movimento, però la radio è un collante fondamentale. Ma sai, poi la radio, la voce, la senti, per cui tu ti immagini, dici, magari non hai mai visto Citterio, diceva Citterio sarà biondo, avrà gli occhi azzurri, chissà quanto è alto, bravo, è di tendenze, vorrà fare il gay pride anche lui, con tutto il rispetto a quelli che vogliono fare il gay pride. Ha trovato una penna presa di un cliente, una penna con dei brillantini, mi hanno telefonato per chiedermi se l'avevo dimenticata io, no? Capito? Cioè, questa cosa qui, però credo che la radio poi c'è tutto il romanticismo della radio. Poi penso soprattutto, cioè noi dobbiamo anche considerare una cosa, che noi non abbiamo bisogno del padrone
dell'uno che arriva ti fa l'assegno di 100.000 euro, di 200.000 euro, perché a quel punto lì non è più Radio Padania Libera, ma assolutamente è la no. radio che sentiamo, la radio degli sguardi dei padroni, è una radio, la radio del bambino scemo, è la radio che non è di tutti gli ascoltatori della radio, per quello che noi vogliamo e speriamo veramente che partecipino tutti a tenere in piedi la radio, perché questa è la libertà, la prova che la radio è libera, quando è la radio di tutti, perché se ci fosse uno capo che comanda, allora questo qui dice, un giorno si sveglia e dice, beh, da oggi voi dovete fare così, voi da domani dovete fare così, e questo abbiamo riaperto le linee, ascoltiamo ancora qualche telefonata. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Chi sei, da dove chiami? Sono Marisa, telefono dalla Brianza. Ascoltate, io volevo fare un appello ai giovani padani, perché so che loro la radio non l'ascoltano, perché vanno tutti su internet e su quelle cose lì. Però la radio è quella cosa che uno ci capita per caso, mentre invece sul computer non ci capiti per caso, ci devi andare apposta. Sì. E volevo chiedere, siccome i loro nonni probabilmente tengono accesa la radio tutto il giorno, ma non hanno né la forza né la volontà di andare, invece di chiedere la mancetta per andare al cinema, possono andare a chiedere i soldi ai nonni e raccogliere i soldi delle Padanie che compravano i nonni e andarla a versare a Radio Padania. Se loro fanno la colletta tra gli anziani che conoscono, che sanno che ascoltano Radio Padania, ci sono molte probabilità che si raccolgano parecchi soldi, perché io ricordo ai tempi del miliardo che facevate voi, sì. Io mi ricordo le file alle manifestazioni della gente che raccoglieva i soldi e ve li portava, perché per noi magari per certe persone era più facile portarli direttamente a voi che non spedirli. Certo. Quindi il mio appello, spero che qualcuno lo faccia sapere dei capi, perché come dico i giovani non ascoltano Radio Padania, di fare in maniera di sapere che i voti ancora noi siamo la maggioranza, non siamo la minoranza, noi sopra i 60, capito? Dai 50 in su siamo la maggioranza, e poi ci sono tutti i rappresentanti, tutta quella gente lì che accende la radio, cerca la radio per tenersi compagnia in macchina, in camion, quelle cose lì, e senza la radio siamo finiti, perché col computer, come dico, bisogna andarci apposta e bisogna essere interessati, se no non lo si ascolta. Vi prego, raccogliete i soldi, grazie, ciao. Va bene, sicuramente siamo qua anche per questo, Erminio. Stavo pensando che se ci ciulano i ripetitori, i nostri amici, no? Hanno capito l'importanza della radio. E l'elefante che ha paura del topolino, loro hanno tutto. Lo so, però questo è un rischio. Adesso, al di là delle cene, sono importantissime, anzi poi a breve, il 23, sabato 23, c'è comunque questo importante pranzo di Radio Padania Libera, un po' questo, come si può dire, questo gruppo di conduttori, di amici, spesso ho la fortuna di essere presente anch'io. Dov'è che rimane, scusami? Dov'è che è? Alla Darsena. La Darsena. A Vigevano, pardon, scusate, lapsus. Perciò insomma anche qui seguite, vedete di essere... Ristorante La Darsena, via Lungo Ticino 60, Vigevano. Diamo il numero di telefono, Citerio. Allora, telefono per le prenotazioni 339 63 95 685. Bene. Time out, consigli per gli acquisti, dopo entriamo per la terza, quarta ed ultima parte di Sulla strada della libertà. Una gustosa abitudine. Seguire in tournée Radio Padania nei più selezionati ristoranti territoriali per riassaggiare i piatti della nostra tradizione, pranzando a fianco di grandi giornalisti come Giulio Cainarca, esuberanti mattatori come Marco Pinti, storici conduttori come Leo Siegel e politici di primissimo piano come Matteo Salvini e Alessandro Morelli. A chiamarvi a raccolta è Sammy Varin, la Ruffa Popolo. Abbiamo urgentemente bisogno di te. Per aiutare Radio Padania, prenota subito l'evento più vicino chiamando 339 63 95 685. Prossime date: 15 maggio Cittadella Padova, 16 maggio Luzzara Reggio Emilia, 23 maggio Vigevano Pavia e San Damiano d'Asti, 24 maggio Olgiate Comasco Como, 30 maggio Castions di Strada Udine, 1 giugno Martinengo Bergamo, 6 giugno Torino e Cuneo, 21 giugno Pontida.
Per informazioni e prenotazioni sulla tournée di Radio Padania chiama 339 63 95 685. Radio Padania Libera, la tua radio. Eurojackpot, il gioco del jackpot milionario europeo, è al suo massimo record. Domani il jackpot è 90 milioni di euro. Prova a vincerlo, chiedi in ricevitoria. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Probabilità di vincita e regolamento su eurojackpot.it. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? È uscito il nuovo CD di Matteo Tiraboschi. Questa Italia mi appartiene. Finalmente un'Italia che può rinascere, dove si esaltano le differenze e le responsabilità. Prodotto da Ezio Paloschi, registrato da Out Recording Studio. Scarica le nuove canzoni di Matteo Tiraboschi da tutti gli store digitali, oppure ricevi a casa tua il CD chiamando 392 7428 577. Nessun dorma. 392 7428 577. Prenota Matteo Tiraboschi anche per concerti e serate conviviali. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22.
di Sulla strada della libertà, i ragazzi stanno, perché poi quando ci sono i 3 minuti di pubblicità voi dovete vedere Davide Boni, magari questi tossicodipendenti, l'ultimo stadio è perché abbiamo dei problemi di prostata, allora dobbiamo ovviamente innanzitutto grazie ancora caro Luca Carelli, questo bellissimo pezzo di David Coverdale degli Whitesnake, insomma Series Chips, bellissimo, devo dire, veramente bello. Devo dire che anche un po' il fisico, caro Luca, del David Coverdale, questo omone, capelli lunghi, rockers, o no? Sì. Grande Saluto voce. tutti, posso fare un saluto? Ma certo, le mie fan che mi contattano su Facebook, e quindi se volete potete contattarmi su Facebook e quindi vedete un po' almeno che cosa sta succedendo, che cosa mi sta succedendo, insomma va tutto molto bene, grazie. Tante cose positive, Luca Carelli, la buona musica, la nostra musica è una musica che passa anche attraverso questa sera la nostra e la vostra strada della libertà. Bene, abbiamo aperto le linee allo 0266203529, facciamo passare la prima telefonata. Buonasera e benvenuto. Salve, buonasera. Ciao. Sono Gianni, io voglio dire, anche se in questo periodo non c'è tantissimo lavoro, io mi interesso di macchine utensili. Sì. Siccome sono stato educato con dei principi ingegneristici mitteleuropei anche dai miei genitori, io continuo a lavorare anche per conto mio, mi documento da solo, a mie spese, perché ho questa educazione qui. Però vedo che in giro sono circondato da gente che non... Io penso che quello che diceva Gianfranco Miglio è giusto, noi siamo più vicini alla cultura mitteleuropea, perché io vedo solo gente rissosa, gente che si uccide per un bicchiere di vino, una sardina, proprio una roba... schifo proprio. Cioè io penso che non sia una questione di Mazzini, Garibaldi, Badoglio, Cavour, cioè proprio questa mentalità italiana che è micidiale e taglia le gambe alle nostre fabbriche. Quindi bisogna assolutamente liberarsi da questa cultura e collegarsi con le nostre vere radici, che sono quelle mitteleuropee. Io la penso così. Per me è una convinzione granitica questa qua. Io sono d'accordo con te. La visione, ottima sintesi che sicuramente penso qua dallo studio condividiamo. Erminio? Vedi, la nostra educazione ci portava all'Europa dei popoli, invece è arrivato all'Europa dei burocrati. L'Europa superstato, che aveva previsto Umberto Bossi che poi 3 decenni fa. Che poi ci ha portato al Trattato di Dublino, firmato da tutti, va bene. Ma poi quando è stato ratificato, perché l'hanno ratificato pur sapendo cosa comportava? Sai, insomma, il mondo del lavoro, anche la concezione Davide Boni, ritorniamo un po' alla nostra terra, alla Padania, perché poi da lì nasciamo e da lì comunque il nostro obiettivo è comunque sempre quello, al di là delle sfumature che giusto ci sono oggi più problematiche che accomunano tutte le zone del paese rispetto a prima, mettiamola così. Poi però mai diciamo mentalmente dimenticarsi che esiste, lo dicono i numeri, lo dicono altri, ci sono altri riferimenti importanti, che la nostra terra è comunque la Padania, e anche qui si sta proprio snaturando anche quella che è anche quello che è il mondo lavorativo della Padania, si sta proprio snaturando, si sta italianizzando, si sta europeizzando, ma nel peggiore dei modi. Giustamente diceva il nostro radioascoltatore, che spesso chiama lui effettivamente dentro nel mondo delle macchine utensili, e proprio questa idea anche della Mitteleuropa che poi comunque è granitico, Luciano, su questa sua convinzione. Si riflette anche, cioè l'Europa dei popoli deve diventare anche, deve calarsi anche all'interno del mondo lavorativo. Partiamo un pochino da qua. Ma sai, noi abbiamo una cultura del lavoro che fa sì che la Lombardia, al di là di tutto, sia il 23% del prodotto interno lordo. Se ci metti insieme noi, insieme al Veneto e al Piemonte, penso la fascia emiliana, andiamo oltre il 51%. Questo è un po' il senso. Ci invidierebbe ancora la Merkel. Ma, sì, ma perché siamo uno dei motori d'Europa, la Lombardia, cioè questa cosa qui è una scelta forse diversa di impostazione sul lavoro, il fatto che noi abbiamo avuto magari anche la fortuna geografica di essere una regione che era più predisposta a fare la manifattura, a fare tutte queste cose qui. Certo che se tu a livello europeo mi distruggi anche l'agricoltura, diventa un problema serio, un problema vero, perché poi la gente non è che tu li inventi, cioè non è che li cancelli, come prima si parlava della chiusura delle province. Tu hai chiuso il sistema di elezione democratica, ma tutta la struttura sociale, cioè la gente che lavorava, non è che domani mattina gli hai detto ciao, grazie, arrivederci, anche perché questi qua cosa gli fai fare? L'altra sera io sentivo
se non sbaglio a Ballarò, adesso non ricordo esattamente, c'era questa lì del PD che diceva: gli imprenditori hanno voluto l'abbassamento del costo del lavoro, noi gli abbiamo fatto. Beh, sì. Ma non è che tu lavori di più o lavori meglio se un operaio lo paghi di meno. Cioè, stiamo attenti a questa cosa qui, o se non gli dai delle salvaguardie di un certo tipo rispetto al lavoro. Tu devi fare in modo che se la tua economia tira, è un prodotto di qualità, devi giocare sul fatto del prodotto di qualità, perché se tu vai in alcune zone della Lombardia trovi ancora delle fabbriche che fanno fatica e continuano a lavorare, si sono fortemente specializzate, cioè certe cose le fanno solo qui. I cinesi non riescono a farle come le facciamo noi, gli altri paesi non riescono a farle. Certo che se però ti capita il colannino di turno che la Piaggio la faceva in Vietnam, tu hai ben da dire, là sicuramente costano di meno, ma il problema vero è che io ce l'ho a casa, perché i miei, se non gli faccio fare la Piaggio, cosa fanno? Certo. Però comunque qui non dimentichiamoci che il problema del costo del lavoro c'è sempre stato. Ma è naturale. Però il problema è che adesso l'hanno risolto in una maniera assolutamente drammatica, no? Perché noi siamo a parità di livello produttivo con i paesi europei che ci equivalgono a livello di produttività, di produzioni, eccetera. Noi siamo il paese che ha le tasse più alte e lo stipendio del lavoratore più basso. Sì. E la riduzione del costo del lavoro di questi signori è mantenere le tasse più alte e diminuire proprio ai limiti della sopravvivenza il livello dello stipendio dell'impiegato, dell'operaio, dell'addetto, di quello che lavora. No? Cioè, e questo l'hanno fatto partendo già dai tempi con l'eliminazione della scala mobile. Sì. Grazie ai sindacati, non dimentichiamocelo. E poi due che questi sono i corresponsabili. Sono le entrate nel WTO, dove comunque tu entri nel mercato globale e i dazi non sono previsti su economie comunque concorrenziali, e poi vabbè l'euro, perché ritorniamo sempre lì, parlato di Borghi prima, dal momento in cui non hai la moneta comunque per poter valutare il primo accesso, per poter competere a una propria, al di là della sovranità, che uno Stato, se parliamo di sovranità, la moneta è sovranità. Poi però, se dobbiamo rapportare tutto a un meccanismo economico, è fondamentale. Non regge, perché noi che vogliamo, non abbiamo un sistema economico come quello tedesco, non abbiamo un sistema economico come quello francese, non abbiamo un sistema economico come quello di altri paesi. Se tu mi uniformi tutto questo, per me diventa difficile, perché o io divento una colonia dei tedeschi, certo, che allora la produzione la fanno loro e a me serve, io servo solo come massa lavoratrice e consumatrice, bravissimo, o se no diventa tutto più difficile, non c'è un equilibrio. Tu non puoi pensare, la nostra economia primaria, cioè la Valpadana, che è un'economia sull'agricoltura che è caseario. Bravissimo. Se tu me la distruggi, io lì poi a quella gente lì, che cosa che gli faccio fare? Cioè non è che puoi pensare, gli do il reddito di cittadinanza, benissimo. Bravo. Ho 10 milioni di persone che questi non lavorano, io me li metto in pace perché gli do il minimo di conti, il minimo che gli serve per sopravvivere mangiucchiando allora scusa, allora arriviamo al modello cioè quest'uomo che più o meno nella media prenderanno tutti lo stesso stipendio, faranno tutti lo stesso lavoro, mangeranno tutti, compreranno tutti gli stessi prodotti. Allora arriviamo a questo progetto finale che spesso e volentieri, caro Giuliano, abbiamo comunque ben proposto da questa trasmissione. Ermino, facciamo passare solo una telefonatina. Un po' meno cattivi del ministro afghano, che addirittura lui li vuole fare lavorare gratis, no? Sembra un nuovo ceto sociale, una nuova schiavitù. A noleggia schiavi a destra manca. Esattamente. Bene, buonasera e benvenuto. Buonasera. Chi sei, da dove chiami? Sono Paolo, chiamo da Brugherio. Ciao Roberto. Ciao Paolo. Questo qui è quello che fa l'agricoltore. È la seconda volta che sento se stanno distruggendo l'agricoltura, no? Cosa gli facciamo fare poi? No, cosa facciamo noi a voi poi? Scusa Paolo, ti fermo un attimo perché ovviamente, scusate, per chi ci sta ascoltando, Paolo Brigatti è un allevatore, è uno dei responsabili comunque degli allevatori padani in Lombardia. Ecco, scusami Paolo se ti ho interrotto.
Sì, niente, il fatto grave che c'è in questo momento è quello che sta portando avanti questo governo, complice dell'Europa, è il trattato transatlantico, il TTIP, che sicuramente sarà la pietra tombale sull'agricoltura italiana, perché non ci sarà più nessuna tutela sulle DOP, sugli IGP, ci sarà libero accesso a ogni tipo di prodotto trattato in ogni modo come possono fare negli States, cioè ormoni, conservanti, sostanze qua proibite avranno libero accesso sui mercati europei, e questo sarà veramente quello che darà il colpo di grazia, senza contare l'ottusa politica nei confronti della Russia, che ci ha fatto già 1 miliardo di euro di danni solo all'Italia. Ecco, scusami Paolo, ripeti questa cifra su quanto è costato l'embargo appoggiato anche dal governo Renzi? Allora, i dati ufficiali al mese di marzo era più di 1 miliardo di euro all'agricoltura italiana, al settore primario. Solo all'agricoltura, però? Sì, solo sull'agricoltura, sì. Solo nel settore lattiero-caseario e delle carni c'è un crollo del 30% dei prezzi all'origine. No, perché ieri sera, non so se avete visto, ma c'era Sofri Junior che diceva che sono tutte balle, quella che perdiamo miliardi, no, dal boicottaggio certo. Alla Russia. No? Vai Paolo. 5 centesimi litro latte a 36 centesimi e il grana da 12 euro al chilo a 6,50 euro non sono balle. Sì. Dai pure il mio numero di telefono, o se no dammi il suo indirizzo, vai. Ma questo qui lui questa è la verità, cioè veramente siamo stati messi in ginocchio da delle scelte scellerate, da quelle primitive di 30 anni fa, tipo le quote latte, a scelte proprio di posizione politica che non hanno nulla a che vedere col fabbisogno e il buon governo di questo paese. Ecco Paolo, io ti ringrazio, siamo proprio agli ultimi 3 minuti, ti sfumiamo qui, ti ringrazio per questo intervento, sai che ogni tanto sarai ospite anche qua in studio da noi per approfondire questo importante argomento. Grazie. Però quando vieni pettinati, Paolo. È un bastardo. Ma lo conosco da troppo tempo quest'uomo. Ciao Paolo. Faccio una metafora stupida. Io avevo un amico che purtroppo è venuto a mancare, che c'avevo un trani. Sai, il tranello. Bravo. E faceva anche da mangiare. Allora un giorno è andato dentro uno che dice ma scusi, qua si mangia il pesce. Lui la guarda e fa, Milanga il mar, no, e allora la cioè, capisci qual è perché poi il detto popolare è quello che paga, è come noi siamo forti a fare il latte, a fare quelle cose lì. Se tu mi stronchi il latte e agli altri dici che il parmigiano e il grana padano lo possono fare anche in Germania o in Vietnam, tu hai finito il cinema, perché in Vietnam o in Germania magari costa meno di quanto costa il nostro. Anche perché e ti fanno la crisi economica, perché poi non c'è i soldi per il grana che fanno i tuoi e vai a mangiare quello dell'altro. Certo, anche perché non dimentichiamo che gran parte dei marchi importanti del caseario sono in mano a stranieri. Cioè è di una semplicità, no? Quello che ci sta succedendo, che basta sedersi lì un momento e mangeremo il formaggio coi topi. Bene, a questo punto però siamo agli ultimi 2 minuti. I topi, scusate, ritorniamo alla musica, magari stai un po' bassino caro Luca, così poi chiudiamo in diretta col tuo bellissimo pezzo di Led Zeppelin. Vai Luca. I Led Zeppelin? C'è tutto qua. There's a lady show could just always go, and she burn in the stairway to bed. When she gets there, she know in the stories all the clothes where the world she can get to what she can fall. And she burned in the stairway to heaven. And she burned stairway to heaven. There's a scene of the war
but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes what happened to me in a tree above the brook. She's the song broke a song. Sometimes overdose that are missing. That's the one it makes me wonder. Amazing time for all the level, the other don't know. I just a spring that don't need. Yes, there is much you can go by, but a long round. That's still to change the road we are. That's the one. Whoa, whoa. That's the one. You make us stand in love. Peccato. Bene, insomma, vai, continua piano Luca. E sulle note di questo bellissimo pezzo dei Led Zeppelin, caro Davide Boni, ti ringrazio. Grazie a voi. Come sempre ti aspetto poi una volta ogni tanto qua sulla Strada della Libertà. Ringrazio come sempre Ermino Fumagalli, a te Giuliano Citerio. Ringrazio Luca Carelli, veramente bravo come sempre, ospite ormai fisso qua. Nostra colonna sonora della Libertà, disco della settimana. Andate sui store digitali, perciò Amazon, iTunes. E niente, cosa dire? Salutiamo anche l'amica Marzia che ci è venuta a trovare qua questa sera in studio. Salutiamo anche Luciano Favarini, il manager, l'ombra di Luca Carelli. Salutiamo Giulio Cesare Carnelli in regia. Veramente ringrazio di cuore tutti i radioascoltatori che hanno avuto la pazienza anche questa sera di percorrere la vostra strada della libertà. Numero di conto corrente 37 67 12 94. Ripeto, 37 67 12 94. Questo deve essere un numero importantissimo, perché da qui passa la libertà, da qui passa la vita di Radio Padania Libera. Buonanotte a tutti da Roberto Maggi. Noi ci ascoltiamo giovedì prossimo, come tutti i giovedì dalle ore 21, uniti e compatti sulla strada della libertà. Grazie, buonanotte. Buonanotte.